delle manifestazioni che probabilmente incarna nel miglior modo, nell'ottica più giusta, il fare cicloturismo, la vinaria, la ciclostorica, quindi una pedalata sì non competitiva, ma soprattutto fatta con mezzi e abbigliamento proprio relativo agli anni passati. Quest'anno uno spostamento del ritrovo e di tutta la manifestazione presso la tenuta della Badiola, l'azienda agricola La Badiola, che ha ospitato un po' le fasi più importanti, soprattutto la partenza ufficiale, poi anche la conclusione. 1 o 2 giorni questa della Vinaria, che si è tenuta nel territorio di Marlia, in provincia di Lucca, che prevedeva non solo la ciclostorica vera e propria, ma anche il mercatino, la mostra scambio di materiale e abbigliamento vintage proprio a tema ciclostorico, che ha permesso agli appassionati del settore dell'ambiente di poter magari acquistare qualcosa, di arricchire il proprio armadio, il proprio bagaglio storico. Ovviamente per partecipare a questa gara bisogna avere determinate caratteristiche, per cui bisogna anche cercare di confacersi all'ambiente. Appunto poco prima della partenza, che tra poco vedremo, era possibile anche fare un giro per questi stand che erano previsti dall'organizzazione proprio per cercare di aumentare il proprio bagaglio. Fasi di punzonatura. Ogni partecipante aveva questa sorta di cartellino sul quale venivano registrati i passaggi ai vari punti di ristoro, alle varie zone specifiche, ma quello che è bello di questa manifestazione è che lo spirito principale è quello di voler condividere un po' di tempo insieme. Roberto Lencioni, per tutti Carube, a dirigere e a coordinare tutti in questa bella manifestazione, che purtroppo ha un po' scontato la pioggia che è caduta nelle prime ore della mattina. Sono stati circa 200 i partecipanti. Molto probabilmente, se non ci fosse stata la pioggia, partecipanti sarebbero stati qualcuno in più. Vediamo anche, abbiamo visto proprio la strada bagnata che testimonia di questa situazione. Altra particolarità, davvero una chicca, se così vogliamo dire, i dorsali che, come dire, sembrano dipinti a mano, in realtà lo sono. È stato lo stesso Carube, lo stesso Roberto, a dipingerli uno per uno. Ha preso il suo pezzo di stoffa, si è messo lì pennello e vernice e si è disegnato, ha redatto tutti questi dorsali, proprio in tempo in cui nei dorsali vengono stampati sponsor, nomi e quant'altro. Davvero un ritorno ai tempi storici, ma veramente veramente belli. Anche i mezzi che fanno da carovana, che seguono e precedono la manifestazione, non possono essere non al passo con i tempi, e qui è proprio Roberto Lencioni che dà le ultime disposizioni e ci andiamo ad avvicinare poi alla partenza ufficiale proprio presso la tenuta della Badiola. Una tenuta che, essendo questa gara denominata la Vinaria, è particolarmente precisa come luogo scelto, perché proprio ultimamente ha vinto un premio quale miglior vino prodotto, e quindi quale zona, se non quale villa, se non un'azienda agricola che è stata premiata per la qualità del proprio vino come luogo di ritrovo principale, come punto di arrivo di quella che è denominata la Vinaria. Quindi davvero una felice commistione questa tra l'azienda agricola e la gara, che è arrivata ormai alla terza edizione. Una gara itinerante, perché lo scorso anno ricordiamo che eravamo a Monte Carlo, quest'anno comunque siamo sempre nella provincia di Lucca. Importante infatti il sostegno della città di Lucca, del comune di Capanno e di quello di Porcari, così come della Opera delle Mure di Lucca. E qui vediamo sfilare, è proprio il caso di dire, siamo soliti dire
che i corridori sfilano di fronte alle nostre telecamere, ma davvero in questo caso una sfilata in piena regola con i corridori e le atlete al via nelle loro livree storiche che davvero hanno regalato dei momenti un pochino più particolari e incuriosito magari gli sportivi o comunque chi stava passando lungo il territorio, perché davvero innanzitutto è affrontata da andatura molto calma e turistica come si può vedere, e poi appunto è un serpentone davvero colorato e storico, e quindi sicuramente interessante veder sfilare questo gruppo. Ovviamente per partecipare a questo tipo di manifestazioni non importa presentarsi sul luogo dove si tiene la gara e prendere il via. Innanzitutto bisogna fare un'iscrizione che può avvenire sia nei giorni precedenti, anche nei mesi precedenti, o può avvenire anche nel luogo stesso la mattina che si tiene la gara. Però oltre a questo e oltre ovviamente all'uso del casco, innanzitutto la società organizzatrice si tiene il diritto di decidere se qualcuno possa partecipare o meno, o meglio, se qualcuno si può presentare, sì, come dire, sistemato di tutto punto, ma con un atteggiamento che vada a irridere la manifestazione o cose simili, perché comunque lo spirito con cui nasce la Vinaria è un po' l'ispirazione della stessa eroica, cioè il ciclismo pionieristico di inizio Novecento, che vedeva in questi atleti, ma erano più eroi, pionieri del mondo del ciclismo, che affrontavano queste gare massacranti. Adesso non sarebbe per niente permessa una cosa del genere. Magari partivano la mattina alle 3 per arrivare il giorno dopo con biciclette, strade in situazioni tremende. E mentre tutti i partecipanti non si danno grandissima pena per prendere il via, perché comunque ancora dobbiamo arrivare al luogo della partenza ufficiale, ricordiamo quelle che sono le caratteristiche dei mezzi tecnici per partecipare, perché per esempio la bicicletta deve essere costruita non prima del 1987 per poter partecipare. I telai devono essere in acciaio, se non con alcune eccezioni. Le leve del cambio devono essere sul tubo, i freni dei fili devono essere esterni e i pedali ovviamente non devono essere a sgancio rapido, ma ci devono essere o i laccettini, i cinghieti o i fermapiedi. Queste tanto per dare l'idea delle caratteristiche del mezzo tecnico della bicicletta. Poi magari sono previste sì delle deroghe, così come per particolari problemi di chi voglia partecipare, però in linea di massima come dire, le linee guida sono queste che appunto vi abbiamo appena ricordato. Stiamo raggiungendo il luogo della partenza ufficiale, che è appunto questa tenuta agricola, la Badiola, che in questa terza edizione della Vinaria ha ospitato il ritrovo, la partenza ufficiale, e poi vedrà anche l'arrivo. Ovviamente due i percorsi da affrontare. Un primo percorso più corto di 48 km, poco più, con un dislivello di 735 metri e l'altitudine massima di 331, è un percorso più lungo di 83 km con un dislivello decisamente più impegnativo di 1458 metri e l'altitudine massima di 336 metri sul livello del mare. Queste immagini ci permettono anche di vedere bene i numeri scritti dal buon Roberto, che si è scritto appunto tutti i dorsali con il suo pennello sulla stoffa per rendere ancora più vintage questa partecipazione. E come abbiamo visto dalle immagini, già da adesso che stiamo raggiungendo il luogo della partenza ufficiale, veramente tanti coloro che si fermano a bordo strada per fare le foto. Magari qualcuno è perché è con chi sta partecipando, qualcun altro magari è davvero più incuriosito
di questa cosa. Eccoci qua al luogo della partenza dove piano piano, perché come abbiamo visto molti non avevano nessuna fretta di darsi un po' di mossa per arrivare verso la partenza, ci stiamo appunto raggruppando al luogo della partenza ufficiale. Abbiamo visto già i primi problemi perché la macchina che funzionava da precorsa, eccolo qua, lo vediamo Roberto Lencioni che sta dando le ultime disposizioni, si è bruciato il radiatore e quindi molto probabilmente non credo sia stata poi in grado di continuare nello svolgimento. Vediamo anche chi è stato un po' affumicato da questo problema tecnico, però davvero a livello scenico niente da dire per questa azienda agricola La Badiola che ha ospitato la partenza ufficiale, poi ospiterà anche l'arrivo, quindi tra qualche ora ci rivedremo per l'arrivo. E anche il buon Valerio Pagni, il fotografo che prende posto su uno dei mezzi di servizio per andare a raccogliere i momenti più belli che sicuramente non mancheranno. E adesso un piccolo trasferimento e praticamente poi è iniziata la gara con il tempo che per fortuna è volto al meglio. Poi dicevamo che la partecipazione è stata un pochino bassa, circa 200 partecipanti, ma perché è piovuto il giorno prima e la mattina stessa della gara, e quindi questo ha fatto sì che ci sia stata qualche defezione dell'ultimo momento. Abbiamo ricordato i due tipi di percorso, il percorso lungo e il percorso corto. Non c'è un particolare vincolo per lo scegliere un percorso piuttosto che un altro. Lo si poteva, come dire, indicare, lo si poteva dire prima di prendere il via, ma comunque se in corso d'opera poi anche il buon Secchiari decidesse di percorrere il percorso lungo piuttosto che quello corto, o viceversa, è comunque fattibile, non è poi così determinante, anche perché dicevamo che ogni partecipante ha questa sorta di carnet nella quale vengono annotati i passaggi nei vari punti di ristoro, e da lì è facile anche capire chi e dove è passato, e questo anche per dare un po' di correttezza e completezza per quanto riguarda lo svolgimento di questa vinaria. Originariamente la vinaria era nata in concomitanza con la via vinaria, con questa manifestazione vinicola che negli anni è continuata nella zona di Monte Carlo. Adesso non è più che si svolge a Monte Carlo come era per esempio lo scorso anno, ma ha mantenuto questa sua vocazione vinicola. E qui vediamo appunto la pioggia che è scesa nelle scorse ore, che mette un pochino in difficoltà in uno dei tratti di strada neanche bianca, però le buche sono davvero tante e quindi insomma non sarà strada bianca, ma ci si avvicina parecchio parecchio. Adesso ci dovremo avvicinare a uno dei punti di ristoro, quello di Ponte a Moriano. Ci dovremo avvicinare appunto con la corsa. A breve avremo anche le immagini di quello, perché per essere una cicloturistica vera e propria ovviamente ci sono i punti di ristoro, ed è sicuramente una delle cose più belle, non perché si mangia, e già di per sé quello è un bellissimo momento, ma perché la cicloturistica, la ciclostorica è fatta come, a mio avviso, a mio personale avviso, dovrebbe essere affrontato il ciclismo quando non è più agonistico, quando non si è più giovanissimi da poter ambire a chissà quali traguardi. Quindi ci si prende la nostra bicicletta, in questo caso bella pesante, bella impegnativa, ma ci si prende la propria bicicletta, si vanno a conoscere zone che magari non conosciamo, che rimangono vicine o meno rispetto alle nostre zone che siamo soliti frequentare con le biciclette, guardare i paesaggi, guardare i percorsi. Ora, quello che stanno affrontando con questa vinaria, le zone di Lucca, sono particolarmente belle, ed eccolo qua che lo vediamo anche il passaggio proprio dalle mura di Lucca. E quindi a vedere da un'altra ottica queste zone particolarmente suggestive, prendersela con la relativa calma, senza l'affanno delle classifiche, di dover vincere, di dover primeggiare, fermarsi, riposarsi, gustare un pezzo di crostata per riprendere le energie, per andare avanti e poi continuare con questa gita, una gita un po' impegnativa, che magari mette alla prova le proprie forze, però allo stesso tempo comunque davvero una cosa, cioè, è anche una promozione turistica del territorio, e non a caso
le amministrazioni comunali che sono state tra le promotrici della Vinaria, quella di Porcari, di Capannori e di Lucca, se non vado errata, hanno accolto benissimo questo tipo di manifestazione perché spesso e volentieri le amministrazioni locali capiscono quanto possa essere importante il ciclismo per la promozione del territorio, perché comunque questa manifestazione che già dal sabato ha, ha aperto con il mercatino e gli spettacoli vari, era aperto sì per gli appassionati, intanto vediamo anche i problemi eventuali tecnici che ci possono essere. Dicevamo, ha aperto già dal giorno prima, sì per gli appassionati, ma è possibile che gli appassionati che venivano da più lontani siano portati dietro una famiglia e questa famiglia magari è andata a vederli insieme al passaggio nelle varie zone più suggestive, oppure ne ha approfittato per farsi una settimana nella zona di Lucca, che non è per niente male, approfittando magari del termine delle ferie estive. Ed è questo secondo noi lo spirito con il quale deve essere affrontato. In più, per l'appassionato di ciclismo c'è anche la bellezza di poter sfoggiare la propria bicicletta che magari è appartenuta al papà, al nonno, allo zio, che magari l'ha assemblata con tanta fatica andando a cercare tutti i pezzi nei vari mercatini come quello che era presente anche qui alla Vinaria. Ed è questo il bello di questo tipo di manifestazioni, ma lo vediamo anche nelle facce di chi sta gareggiando. Durano fatica, perché è ovvio che se duri fatica in questo tipo di strade, magari strade bianche e biciclette pesanti, però hanno il sorriso sulla faccia, non hanno la cattiveria, la voglia di arrivare o chissà quale fame agonistica, hanno solo voglia di gustarsi il momento, di misurarsi con se stessi e quando poi ognuno con i suoi tempi, ognuno con i suoi modi, arriverà all'azienda agricola La Badiola, sarà soddisfatto di quello che è riuscito a fare, proprio perché è stata una domenica magari un pochino diversa, con buona pace della famiglia, che magari anche loro in questa giornata hanno fatto delle esperienze nuove. Continuiamo a vedere il passaggio di alcuni corridori, ma soprattutto per vedere il tipo di mezzi che hanno a disposizione. Ora, vediamo qualcuno che in qualche modo si è intrufolato nella competizione, cosa che non dovrebbe succedere, però nel senso quelli che contano, diciamo, sono quelli che vediamo inquadrati. Ovviamente in una manifestazione così lunga, perché circa 200 partecipanti, cicloturistica, è una manifestazione che nei tempi, nel passaggio va decisamente ad allungarsi e quindi è impossibile pensare di tenere il traffico chiuso. Poco fa abbiamo visto proprio una macchina che con calma e circospezione andava in senso contrario agli atleti, però è anche vero che è impossibile, per quanto sia una domenica mattina, pensare di chiudere il traffico per un'intera mattinata. Qualsiasi amministrazione, qualsiasi ente pubblico non darebbe mai l'assenso a una cosa del genere. E mentre salutiamo anche Roberto Poggiali, siamo proprio al punto di ristoro di Ponte a Moriano. Si scende, ci si confronta, ci si riposa e anche chi ha curato il servizio del punto di ristoro cerca di essere al corso con i tempi, però con i tempi dell'eroica, non con i nostri tempi. Con calma, quindi ci si ferma, si fa mettere il proprio timbro per capire che da lì ci siamo passati e dopo essersi riposati, aver rifiatato un attimo e gustato le particolarità, le bontà del posto, si può anche risalire in sella col sorriso sulle labbra e affrontare quello che ancora manca al termine. Ovviamente c'è il percorso lungo, c'è il percorso corto, chi ha deciso di fare una fatica più lunga, chi ha deciso di farla un po' meno, e qualcuno che esce un po' dai tempi con il cellulare, probabilmente per informare a casa che va tutto bene. Purtroppo è un po' difficile estraniarsi del tutto dai tempi che sono, e infatti è un pochino più difficile, però si continua ad affrontare le varie difficoltà anche a chi fino a pochissimi anni fa correva anche nei dilettanti. E però poi la bicicletta entra e resta nel sangue e quando ci sono due ruote che girano è sempre difficile riuscire a dire di no. Tratto di strada bianca che porterà la corsa in un punto decisamente suggestivo, perché arriveremo
in un luogo reso famoso da Pinocchio. O meglio, tra le varie leggende che girano intorno a questa quercia, che tra poco vedremo, c'è anche quella di Pinocchio. È un albero secolare, quello che tra poco vedremo nelle nostre immagini. Una quercia che misura 15 metri di altezza, ha un diametro di 4 metri e una chioma di ben 40 metri, che negli ultimi anni, se così vogliamo dire, ha avuto delle fasi un pochino più tranquille. Negli anni passati, nei decenni passati, ha avuto delle vicissitudini un pochino più particolari. Durante i nazisti la volevano bruciare come legna da ardere, turisti che ci si sono seduti o hanno calpestato le radici e quindi ne hanno un po' indebolito la forza. Però tra le altre leggende c'è anche quella appunto della favola di Pinocchio, che la leggenda vuole che quello sia proprio l'albero al quale vennero impiccati gli assassini. E è abbastanza plausibile. Collodi era di Firenze, ma la madre di Collodi era della zona, siamo nel comune di Capannori, quindi è anche possibile che ci sia una qualche attinenza, che Collodi si possa essere ispirato a questa quercia, anche perché parliamo di un albero secolare che ha circa 600 anni di età, e quindi tutto è possibile. Tratto di sterrato che porta appunto verso questo punto particolare, decisamente suggestivo, anche perché questo è un luogo proprio che in genere viene proprio visitato. Magari alcuni delle famiglie, al seguito di chi stiamo seguendo, ne ha approfittato anche per seguire, o meglio per vedere questa particolarità, perché sono quelle cose che magari si rimangono anche vicino casa, però non si perde mai del tempo per andare a vederle. Invece questa poteva essere anche un'occasione per andare a vedere anche questa particolarità. Certo dirà che vado a vedere un albero, però comunque una quercia secolare di 600 anni che sicuramente ci ha preceduto, probabilmente rimarrà lì anche dopo di noi, e quindi non capita tutti i giorni anche di vedere queste meraviglie della natura, perché veramente si tratta di meraviglie della natura. Non a caso tanta gente lo ha presa anche come punto di riferimento, proprio questa della quercia, che fa sì che ci sia anche il punto per, come dire, per fermarsi, per mettere un nuovo bollino sul carnet. Ed è davvero uno spettacolo questo punto. E, il percorso da qui in poi praticamente terminava il percorso corto, diciamo, e si passava al percorso lungo. Ovviamente non ci sono classifiche, perché è giusto che, che sia così. C'erano solo dei riconoscimenti, come per esempio il premio per il più giovane, per il meno giovane, così come per tra gli uomini e tra le donne, per le squadre più numerose, per quello che aveva la bicicletta più, come dire, più particolare, più vecchia e via dicendo. Quindi tra i vari premi che sono stati consegnati all'uomo meno giovane o più esperto, come siamo soliti dire noi, il premio è andato al Libero Colombini. Poi il premio per la signora più esperta, quello a Simonetta Gambazza. Poi il partecipante più giovane per quanto riguarda le femmine, e giustamente non diciamo l'età, è quella che è andata a Marta Terragni. Il partecipante più giovane è Orlando Berti. La squadra più numerosa è quella dell'Avis Verag Prato Est. E il rappresentante femminile, la partecipante femminile che veniva da più lontano, Laura Calori. E poi un altro premio particolare alla memoria di Luciano Berruti. Più tardi lo vedremo proprio questo premio. Luciano Berruti, magari il nome a tanti non dirà niente, ma è quel signore che è venuto a mancare lo scorso anno, che spesso e volentieri lo si vedeva insieme a Giuliano Brocci. Quel signore sempre in abiti eroici, sempre con la sua bicicletta eroica, con quei baffoni folti che facevano anche il ricciolo sul finale. E lui era Luciano Berruti, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno in un modo abbastanza improvviso. Non è che era un po', era attesa la sua morte, non dopo una lunga malattia, almeno per quello che ricordo personalmente. È venuto a mancare lo scorso anno, e alla memoria proprio di Luciano Berruti è stata consegnata una targa a Elisabetta Guicciardini, perché aveva la bici
più bella stile anni 20, quindi quella in un certo senso più storica. Era una bici, quella di Elisabetta, del 1927, quindi pensate quanta strada ha percorso questa bicicletta. Intanto nel frattempo è stato possibile vedere anche altre bellezze della zona, perché abbiamo visto inquadrata poco fa la villa dell'osservatorio della Specula, per esempio, tra le altre cose. E quindi via via arrivano tutti i partecipanti, sia quelli del lungo che quelli del corto. Tra poco andremo a sentire anche le interviste anche dello stesso Carube, dello stesso Roberto, ma anche di altri che hanno reso possibile questa manifestazione. Ovviamente un ringraziamento alla Sanità Light, all'impresa edile Vettori, alla Del Colle, alla Sauber, alla Macolive, alla Chantecler e ovviamente le immagini che vi vengono dall'azienda agricola La Badiola, che ha ospitato la partenza ufficiale, ma anche la zona di arrivo e tutte le zone successive. Il timbro viene apposto sul carnet, questo è l'ultimo timbro che viene apposto, quindi la fatica è terminata. E in questo tratto vediamo proprio in tratto con i sassi in curva in leggera salita al termine della gara. Davvero la fatica si fa sentire in tutto e per tutto, ma ormai è proprio una sfida con se stessi per arrivare all'ultima pedalata, l'ultimo colpo di pedale per terminare questa fatica. Quindi a breve andremo a sentire le interviste che abbiamo realizzato agli organizzatori. Sarà possibile anche quindi vedere e sentire dalle loro parole le loro impressioni di questa giornata. E quindi ancora pochi istanti per vedere le immagini, poi tra poco riusciremo anche a vedere tutte le varie immagini. Eccole qua, le immagini del pasta party e anche dei premi che sono stati assegnati. E quindi ancora pochi istanti e poi andremo a sentire le voci dei protagonisti. Uno degli ideatori della Vinaria, Saturno Acciari, quest'anno terza edizione, davvero una bella edizione in questo 2018. Siamo giunti alla terza edizione della Vinaria e questa è una ciclostorica che volevamo fortemente a Lucca, ma soprattutto supportati dal comune di Capannori. Quest'anno siamo riusciti ad organizzare, secondo me, una manifestazione importante sotto il profilo, diciamo, sportivo, ma sportivo inteso come non agonistico, dove hanno partecipato anche in questa occasione, in questa terza edizione della Vinaria, moto d'epoca, auto d'epoca, tutti quanti aiutati dal mitico Rocchiccioli Roberto, il quale ringrazio moltissimo. E vista la grande partecipazione anche del pubblico lungo le strade, mi auguro che il prossimo anno si possa replicare e andare sempre più avanti. Angelo Paoli, presidente dell'associazione La Corte, ha curato l'aspetto mangereccio di questa manifestazione, però per voi è stato un piacere poter partecipare. Buonasera a tutti, sono presidente dell'associazione La Corte che quest'anno ha collaborato con l'organizzazione della Vinaria
per predisporre la cena del sabato e il pasta party della domenica. È con vero piacere che l'Associazione La Corte, con tutti i suoi volontari, ha partecipato a questa iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Capannori, che si è svolta qua al mercato di Marlia, luogo simbolo dell'Associazione La Corte, dove l'associazione organizza diverse manifestazioni durante l'anno e dove tutte le associazioni di Marlia fanno le loro manifestazioni principali, anche sportive. Quindi cosa dire, è con vero piacere che l'associazione ha collaborato per la prima volta e spero e credo che la collaborazione possa andare avanti anche negli anni successivi, perché il connubio sport, cibo, territorio, turismo senza l'agonismo acceso delle gare credo che sia un bene per il territorio e per tutti i partecipanti. Grazie e buona Vinaria 2019 a tutti. Мурлычет, уводит тебя за собой, и прошлое рядом, до воспоминаний подать рукой. В тумане почти невидим. Roberto Lencioni, per tutti Carube, è il momento di tirare un po' le somme di questa Vinaria giunta alla terza edizione e di fare anche i ringraziamenti per questo 2018 e magari dare appuntamento al 2019. La manifestazione è riuscita bene, i partecipanti sono stati moltissimi, anche se stamattina un piccolo scherzo meteorologico ci ha un po' ridotto ai partenti. Però poi dalle 8 in poi il sole è venuto fuori e chi ha partecipato ha trovato dei paesaggi e dei posti bellissimi. Questo penso sia il momento giusto per ringraziare la signora titolare della Badiola che ci ha accolto quest'anno in una maniera incredibile. Lo spostamento su Marlia e sul comune di Capannori è stata una cosa riuscitissima. La festa che abbiamo fatto ieri sera, che ha coinvolto quasi 300 persone, è stata superlativa e il ringraziamento va anche all'Associazione della Corte che ci ha supportato su questa manifestazione. Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri sponsor, nessuno escluso, e un ringraziamento particolare da parte mia, Carube, va ai miei collaboratori, a gente che è un mese che pensa a questa cosa, forse per certi motivi anche più di me, e che ha lavorato incessantemente perché questa manifestazione avesse un buon risultato. Un ringraziamento a tutti i volontari che hanno lavorato nelle cucine, nei rifornimenti, sulle strade, tutto per una buona riuscita della manifestazione. Io risulta che sono Carube, l'organizzatore qua e là, però se non ci fossero tutte le altre persone io sarei un bischero, si dice in Toscana, che gira le strade e non potrei fare niente.